Salve a tutti, sono il dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo. Registro questo video un po' raffreddato, ma cerco di restare sul pezzo e vorrei parlarvi di quali sono gli effetti della sindrome influenzale sul nostro cuore. È noto a tutti che in corso di sindrome influenzale, soprattutto se c'è febbre, tende ad aumentare la frequenza cardiaca, quindi si avverte più tachicardia rispetto al normale. Anche la pressione arteriosa, come anche altre variazioni glicemiche e di altri fattori, possono risentirne durante la sindrome influenzale. Solitamente però tutti questi fattori non hanno bisogno di aggiustamenti terapeutici. Ciò di cui vorrei parlarvi più nello specifico però è il rischio di complicanze sul sistema cardiovascolare che può dare la sindrome influenzale. Non ne parlo per far spaventare nessuno, ci mancherebbe, bensì per far comprendere quanto sia importante prevenirla. Prima di continuare però vi chiedo di condividere questo video in modo che sempre più persone possano vedere questi contenuti. Grazie. È ormai noto da tempo che la sindrome influenzale può aumentare fino a 10 volte il rischio di poter avere un infarto del miocardio. Inoltre, durante la stagione influenzale si è visto che al di sopra dei 65 anni aumenta dell'83% il rischio di poter morire per cause cardiovascolari. Infine, dato da non tralasciare è che quando circola di più il virus si è visto che c'è un 24% di rischio di ricovero per insufficienza cardiaca o scompenso cardiaco in più rispetto agli altri periodi. Una delle complicanze più gravi che può dare la sindrome influenzale sul cuore è sicuramente la miocardite. Questa può assumere delle forme davvero molto importanti ed essere anche fulminante. Bene, ma come facciamo a prevenire la sindrome influenzale? Sicuramente l'arma più importante che abbiamo a nostra disposizione è la vaccinazione anti-influenzale. Questa è raccomandata sicuramente dai 60 anni di età in su, ma anche in chi è più giovane, ma soffre di patologie croniche come diabete, insufficienza renale o tante altre cose per cui è bene riferirsi al proprio medico, è importante che la faccia. Anche chi ha contatto con il pubblico, il personale sanitario in primis, ma anche gli insegnanti e tanti altri lavori, chi ha contatto con anziani o con bambini, è molto importante che faccia la vaccinazione antinfluenzale. Nessuno mette in dubbio che anche la vaccinazione antinfluenzale abbia un minimo rischio di effetti collaterali, ma con i dati che vi ho mostrato spero che sia chiaro che sia molto più rischioso non fare la vaccinazione antinfluenzale. È inoltre doveroso ricordare come tutte quelle buone abitudini che avevamo preso durante la pandemia del Covid sono ancora del tutto valide per la sindrome influenzale, come l'utilizzo della mascherina quando si è in luoghi affollati, o ancora lavare bene le mani, l'utilizzo dei gel idroalcolici e non toccare occhi, naso e bocca con le proprie mani. Spero che questo video vi sia piaciuto, nel caso vi invito a condividerlo per una più ampia diffusione. Vi invito a seguire inoltre le mie pagine Facebook, Instagram e YouTube, Dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo. Grazie e buona salute a tutti.